Che sia. Che se la storia che va voglio raccontare, tu non sai mai, sta non voleva fare che stava sempre da come randanetta, che piano piano la baciava perché e sciupa sciupa, e sciupa sciupa, e sciupa sciupa, e sciupa sciupa, e sciupa sciupa. Ma sai, sfortunato stiamo meglio, è scalognato, cosa fa solo te. A me bastava che come randanetta, il rumanetto cosa, in dalla che te sciupa sciupa, e sciupa sciupa, e sciupa sciupa, e sciupa sciupa, e sciupa sciupa, papà, un amore, chiamato dottore, papà, questa male, accompagnavo all'ospedale, papà, questa è Grace, ci vuole su una febbre Grace. A Ruem, ospedale del Cialetta, andavo in servoraggio, nemmeno una candiera. A Pagella non ci stava un dottore, da Stella Reggio, Stella 5 o mediatore, ma c'è la madrassa. Irene, buongiorno, buongiorno, buongiorno. C'è la madrassa. Buongiorno, buongiorno. Ah, come stiamo accesi stavate? 18 maggio, buongiorno. Oggi è coperto e brutto. E mi dà che il giardinaggio. Ci va a passare. Un po'. Grazie grazie. Gentilissimi. Ciao. No, magari. Balletta, momo. E allora, buongiorno, Come stai, zio? buongiorno. Come ti va, Malissimo, zio? Male. Anche paggeire, eh? L'unica cosa buona che oggi è venerdì. Ma perché Stiamo in un weekend molto bello. C'è che viene anche in video. Cambia. Io vedo dire sempre, tu non cambia, no. Cambia, io ci vanno Vicky. Ma tu? The Gate, buongiorno The Gate. Ciao Viti, grazie per aver condiviso il video, Vicky, grazie. Hai visto? Tu No, sì che sei un'amica, non qualche io. non lo faccio io. Fallo condividere il video, ragazzi. Vedete l'intervista. Molto bella anche per farti conoscere. Caramba, Il problema è la par condicio, caro Franco. Noi dobbiamo essere signori. E c'è canale 5. Come sempre. Questo Noi siamo dei signori, sia ben chiaro. Noi là facciamo vedere che siamo veramente dei signori. Non che abbiamo delle pagine, dei nomi, e poi stanno tutte io lo vedi Bovagnolo, cioè, no, vabbè, ma è un gran signore quel ragazzo, però per me deve essere coerente la cosa. Ste maneggiate. Vabbè, ma è normale, ognuno porta l'acqua nel suo proprio orto, no? Come si dice? Al mulino, succede tutto. Il pane nel suo orticello, si cura il suo orticello. Profilo Franco Di Micro, no, ma anche sul video purtroppo l'altro è bloccato per 3 giorni, non l'ho capito perché. Sì, non ti preoccupare, te lo prometto. Ma vedi che io ufficialmente porto te. Esco, sciolta che te ne ciao, ma tu come stai fermo e non perché nervosi? Tu già sei dell'Inter. Che tu già sei dell'Inter. Irene ci conti, Irene ha detto che di forza Juve, se non è Irene, forza Juve, e quando Ma anche perché se va come deve andare, capito? Se va come deve andare, ci possiamo organizzare. 2, 4, 6, 8. Buongiorno! 12 voti stiamo qua, mo magna. Sta tutto bagnato. Tanto è. Ecco che non è effetto, Gilo. Allora, ieri 2 minuti seri, che è tardi, oggi mi ha fatto un po' che tardi.
2 minuti seri. C'è stato quell'incontro al Future Center, ieri sera hanno cominciato alle 9, hanno finito alle 11. Ragazzi, alle 11:30 c'era ancora la discussione in piedi. Ciao Anna, buongiorno. Sono stati sbagliati i tempi perché nessuno rispettava i tempi a disposizione, si parlava di tutto, microfono che non funzionava benissimo. E dice una barletta avesse. No, ma che ci hanno fatto così? Devo dire che alla fine... Questi 2 minuti seri, devi essere serio perché c'è il nostro papà che ti segue. Allora ragazzi, io già l'ho fatto nella mia intervista. L'altro giorno ho fatto l'intervista ad Amica 9, sta sul sito Franco Di Miccolo, andate a vedere l'intervista. Sembra una città in preda alla confusione. Qui dobbiamo mettere ordine, non facciamo la guerra fra di noi, è per il bene comune, non vale la pena. Poi ci sono certi che fanno sempre i comizi, la provocazione. E stanno chi te dopo che fanno proprio la provocazione. La provocazione. Eh sì, ma tu la puoi fare la provocazione, voglio dire, quando hai dei motivi, ma non a spare a vacanze, dai. Beh, loro mettono un po' di carne a cuocere. E vabbè, ma quando la piglia tu sei peccino, stai peccino a nasci, stai tomar. Per ora vogliono... Vatti, dai ragazzi, speriamo bene, ragazzi, io l'unica cosa che vi posso dire è che, come l'ho detto nell'intervista, Barlette a veste e l'Elo Russo nel cuore, ti ho dichiarato, ma vedete quando ha fatto un'intervista che non me ne ha mai. Vai a vedere quelle del falò. Che la gente dice che vedi che la politica non è come il falò, come a fare Sì, adesso vi faremo vedere, comunque vi faremo vedere. Non sto scherzando, c'è uno spiraglio pure per te, una commissione sport e spettacolo, l'Elo in rosso, dentro Caffuzza. Oh, ma attenzione, là servono veramente le idee, ancora ti pensa, non ti dimenticare del trenino, zio, non ti scordare. A me lo devi dire. Servono le idee, non servono le provocazioni, servono le idee. Facciamo le cose facili. Stanno gli operai della Timac che hanno perso il lavoro, adesso si affronterà pure questo di problema. Ma vanno fatte le cose giuste. È un problema sta città, è un problema, fra. Sì, è un problema. Però c'è la questione che, come al solito, polemiche, provocazioni, ma alcuni ieri sera mi hanno proprio deluso, Alcuni ieri sera mi hanno proprio deluso. È vero? Sì. Vabbè, allora, innanzitutto, secondo me, non bisogna mai farle tutti insieme. Perché uno vuole sopraffare l'altro e si dicono tante cazzate. Ognuno faceva la campagna. Sì, ma è normale, uno vuole denigrare l'altro, cioè allora i contenuti deve essere la città. Della questione. Deve essere la città, un problema è la città, non è Giovanni, Pappaile e Francesco. Affrontiamo la questione della città, speriamo. Comunque bisogna darsi da fare, anche perché bisogna darsi da fare. Lo sai fra? Ciao maestro, lo sai che la questione fra il primo turno e il ballottaggio la città spende 300.000 euro di meno. Fra il primo turno e il ballottaggio, 300, a parte, e 15 giorni di lavoro. Quindi dobbiamo evitare il ballottaggio, dobbiamo uscire subito, senza perdere tempo. Dobbiamo andare subito. Ci sono già dei sondaggi in giro, sai che stanno dei sondaggi? Sì, vabbè, ma dove stanno? Io un sondaggio Jamaica, stanno in un sacco di cristiani, che c'è scaffata, solamente a Camanè, perché dice che non può Camanè, ma do voto. Infatti, prima del voto ai parenti e agli amici, sentite cosa dice la gente, che cosa Lello si vuole candidare, cosa dice Lello, vai sul sito e vedi cosa dice Lello, ok? È quello, sentiamo cosa fa, ok? Vedete, andate, tu sei andata, la sei vista tutta l'intervista, ok? Rendiamoci conto. Poi basta, che sembri i soliti nomi, i soliti ignoti. Facce nuove, gente capace, competente. I soliti ignoti. Stavi striscia. C'è bello. Ciao ragazzi, mi raccomando, votate con criterio. Vabbè, subito, ma dici che votate. No, è vero, è presto. Ma quando è? Io il giorno mi sono dimenticato. Boh. A mare, acqua da tagliato, crudo. Beh ragazzi, buongiorno e a vest all'Elo Russo Franco Di Miccoli, buongiorno.
Un saluto a Enzo Dedva, gli rubi di Basf, ciao. È un grande. Buona giornata a tutti. Ciao. Marlit. E a vest, ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, ciao, 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 ciao. Ah, ciao mamma, ciao, ciao, ciao.